e questo è quello che vi ho detto, non ci deve essere nessun'altra diagnosi neurologica di malattie neurologiche per fare la diagnosi di sclerosi multipla. Prossimo. La diagnosi non sempre è facile, che si basa sulla raccolta dell'anamnesi, sull'esame obiettivo, su tutta una serie di esami del sangue, del liquore, il workup neurofisiologico e sullo strumento tecnico della risonanza magnetica. Prossimo. Però queste sono le bandiere rosse che ci fanno pensare alla sclerosi multipla, sono tutti i difetti focali o multifocali nei soggetti neurologici nel soggetto giovane. Se teniamo a mente questo, molto spesso non rischiamo dei pellegrinaggi diagnostici inutili. Prossimo. Questi sono dei segni molto suggestivi di sclerosi multipla e se teniamo conto di questi possiamo arrivare a una diagnosi molto rapida. I problemi della visione, come l'oftalmoplegia nucleare e la miopia ottica retroglobale, una miopia del facciale, che sono dei guizzi sotto la pelle, soprattutto nel territorio facciale, ma anche a livello del territorio facciale, i segni dell'artritica e la scossa quando uno piega il capo, la scossa elettrica con una verte, le crisi toniche, che sono le crisi motorie che durano qualche attimo e si riproducono una giornata, oppure da ultimo il vomito e il singhiozzo incoercibile. Prossimo. Questo è importantissimo da memorizzare, non esiste nessun esame che da solo, di per sé, sia il diagnostico di sclerosi multipla al momento, poi parleremo delle nuove cose. Prossimo. La risonanza magnetica è importantissima, andiamo avanti, e qui vedete i criteri che ormai universalmente sono accettati, e sono, se noi teniamo conto di questi criteri di risonanza magnetica, è molto probabile, se escludiamo tutte le altre cause, che uno possa avere una sclerosi multipla. La prossima. Il liquor non è di lungo, però conoscete molti di voi le bande liquor-clonali, che sembra che siano un'altissima percentuale di casi, oltre il 90%, 95% positive presenti isolatamente al liquor nelle persone con sclerosi multipla. La prossima. I potenziali evocati visivi sono importantissimi, soprattutto per quello che riguarda la prossima. Per quel che riguarda le lesioni subcliniche, se noi abbiamo una neurite ottica, noi abbiamo quasi il 100% di possibilità di avere un potenziale visivo alterato, ma se noi guardiamo persone che non hanno avuto niente, mai nessun problema visivo in neurite ottica, vedete che in un'alta percentuale, il 68%, e forse anche un po' di più, possiamo trovare dell'alterazione del potenziale visivo, quindi alterazione di una via che non ha mai parlato clinicamente. I potenziali evocati servono a questo. Prossimo. Noi abbiamo l'eterogeneità, una malattia che è molto eterogenea, avanti. E quindi vedete nella ascissa ordinata noi possiamo avere la cronicità e la severità. In base al tipo di clinico noi possiamo distinguere forme benigne, forme anche remittenti e severità progressive, come vi abbiamo detto, ma ci sono delle persone che hanno dei siti fragili, delle zone fragili, come chi ha una neurite ottica, dove è colpito sia il nervo ottico sia il midollo, oppure ci sono delle persone che fanno delle mieliti ricorrenti importanti, oppure delle neuropatie ottiche isolate. Prossimo. E poi ci sono tutta una parte riservata ai neurologi, proprio di capire bene come sono le cose. Ci sono molte malattie che vengono di solito accomunate alla sclerosi multipla, ma che molto probabilmente, dai dati che abbiamo anche con il professor Zamboni, sono da tenere fuori. Prossimo. La diagnosi differenziale è molto lunga, ma non mi soffermo. La prossima. Però dobbiamo tenere presente che alcune forme atipiche, tipo il dolore, è un dato importante perché ci serve a tenere in attenzione il paziente, perché il dolore di solito non è così frequente nella sclerosi multipla, e soprattutto un dolore appugnalato che colpisce il rachide e che precede un danno midollare deve essere tenuto molto a conto, perché può essere una connettività associata. La prossima. Anche le acute mucose sono importanti per altre malattie, le afte, la lievita articolare, se altri problemi neurologici, problemi cutanei fanno pensare che non ci troviamo di fronte a una sclerosi multipla. La prossima. Come le flebiti, la febbre, il calo di peso, le epilessie, ma solamente altri fenomeni. La prossima. Qui sono alcuni esempi. Questo è un paziente con un lupus eritematore sistemico che aveva un interessamento midollare, ma non era sicuramente una sclerosi multipla. La prossima. E come anche alcune malattie, questi sono tutti i pazienti che sono venuti con una diagnosi di sclerosi multipla. Questa è una malattia molto particolare,
che abbiamo studiato con San Raffaele, e in effetti è tutt'altra cosa, malattia genetica. Prossimo. Come questo, vedete, c'è una lesione con la francesale che può far pensare a una sclerosi multipla, era una donna giovane, ma era una carcinomatosi metastatica, una metastasi del tumore. Ancora? E come in questo caso, questo è un signore che era venuto da me in consulenza dopo che era stato a un grosso centro nell'Alta Italia dove doveva fare già l'interferone, aveva già la borsina, l'ho visto, mi sembrava che quella lesioncina con la freccia gialla non fosse corretta, in effetti la prossima era tutt'altra cosa, perché quel baffo lì in sede temporale vicino all'occhio, quello faceva pensare invece a un'altra malattia che si chiama catasi, quindi bisogna stare molto attenti, prossimo, non ha fatto cortisone. Veniamo subito al trattamento, perché poi vedremo l'altro trattamento che stiamo facendo. Qui vedete ci sono due immagini, le più importanti sono queste. C'è un'immagine in cui vedete un attacco della mielina e con una reminizzazione. È la prima tabellina, la prima foto è segnata con la lettera D. C'è una reminizzazione, quindi deminizzazione e reminizzazione. La seconda invece è quella che noi chiamiamo la transizione assonale. Vedete che non c'è più assone, non conduce più il nervo, la mielina. E invece la terza è un tentativo di realizzazione che non è risultato utile. Quindi noi abbiamo delle forme demilizzanti, ma abbiamo delle forme dove c'è la perdita sonore importante. Prossimo. E qui guardiamo la terapia. Noi abbiamo 3 livelli di terapia. Una terapia che si basa sulla causa della sclerosi multipla, una terapia che si chiama asintomatica, che non cura i sintomi, ma dovrebbe modificare l'evoluzione di malattia. E la terza è la terapia asintomatica, che cura i problemi urinari, i problemi della spasticità, i problemi del dolore e altro. Vediamo la terapia fisiologica, non esiste nessuna terapia al momento. Vedremo dopo se qualche finestra si può aprire con il professor Zamboni con me. La prossima. La terapia invece asintomatica si basa soprattutto sul controllo dell'infiammazione e sul controllo della neurodegenerazione. Prossimo. L'infiammazione è l'unico trattamento che fino adesso ha dato dei risultati. La prossima, vedete, noi abbiamo 3 interferoni, il copaxone, il nitrosantrone, l'azathioprina, ciclofosfamide, gli anticorpi mononucleari, e chiunque sente la televisione ogni giorno esce un nuovo farmaco. L'ultimo l'avete sentito lunedì, che è l'FTY, che è un farmaco che è molto promettente anche in questo ambito. Abbiamo anche la clavibina che sta uscendo, quindi ci sono altri farmaci importanti per bocca adesso e che potrebbero dare anche un aiuto nel futuro. Prossimo. E qui è l'atomica. Do la parola al professor Zamboni.